Signor Carlson, Buona giornata, signor è Roger. un piacere incontrarla, Anche mio. è un piacere per me. Io un po' di tempo indietro ho dato a uno dei suoi uomini più fidati, naturalmente sotto il suo consenso, la somma di $15.000 per 20 capi di cavalli. Sono passate 2 settimane e ancora non ho avuto il piacere di avere queste bestiame nella mia tenuta. Cosa succede, signor Carlson? Signor Roger, lei ha perfettamente ragione, ma purtroppo dei ladri professionisti, approfittando di un forte maltempo, hanno fatto sparire tutti i cavalli e il bestiame, portandoli lungo il fiume per non lasciare tracce. Un colpo da veri maestri. Ma le prometto che li riavrà tutti o $15.000. Signor Carlson, questo mi dispiace amaramente, ma l'avverto. Se è una scusa per potermi fregare, se ne penderà amaramente. Mi sono spiegato? Lei mi sta offendendo. Allora il mio discorso non lo ha apprezzato. Io non ho paura di nessuno. Stia fermo. Non tocchi la pistola. Non sono qui per questo. Altrimenti l'avrei ucciso prima di ora. L'avverto. Voglio i miei cavalli o i miei soldi. È una scusa quello che tu stai dicendo. Fermi! Fermi, state fermi! Io sono il giudice! Il bestiame è stato già recuperato, i colpevoli sono in cella e questo vale per tutti! Mi scuso per le brutte parole che ho usato nei suoi confronti. A volte un uomo può anche sbagliare. È la nostra natura, purtroppo. Vi chiedo perdono. Siamo esseri umani. Perdonato. Cari amici, bentrovati. Intanto grazie a tutti, siete così numerosi che seguite le nostre trasmissioni, le trasmissioni di TVBN che vanno in onda simultaneamente nel canale YouTube e anche nella pagina Facebook TVBN. Di questo vi ringrazio. Ovviamente stamattina mi sembra di vivere un sogno perché mi sono calato nel regno di Colomba Legend. Mi trovo a Custon City, Custonaci, un gioiellino della nostra provincia che ha accolto, è stata la location dell'ultimo film del maestro, mi piace chiamarlo così, Vito Colomba, che ha portato qui a Trapani il western siciliano. Vito, ci vuoi parlare di questa esperienza? Il film, ricordo a tutti, è stato visto in prima visione assoluta al cinema All'Erchino di Trapani prima delle festività natalizie. Vito, raccontaci un poco di questa esperienza, che sensazioni, che emozioni hai vissuto? È stata andando una bella emozione proiettare il film Colomba Legend all'Arlecchino. Abbiamo fatto 7 proiezioni e tutte e 7 proiezioni c'era il pianone. Questa già era una bellissima cosa. Lo dovremmo ancora riproiettare di nuovo perché ci sono anche altre persone che non l'hanno visto. La storia di questo film, dobbiamo anche dire che dobbiamo tornare al primo film Quattro Carogne a Malopasso che ho scritto nell'84. Venuto da Roma, allora molto giovane, negli anni 70, ho avuto l'esperienza di stare lavorare alla Cinecittà, alla De Paulos, alla DR Ingoldo, alla Lelius Film soprattutto, e lì facevo molti film western. E dopo circa 3 anni di permanenza c'è stata la crisi e sono dovuto tornare a casa. Mi sono messo a lavorare nelle cave, ero molto giovane e all'improvviso poi mio papà si ammalò e sono rimasto con quella voglia di tornare a Roma, ma non mi è potuto più avere questa fortuna. E nell'84 scrivo Quattro Carogne a Malopasso. L'hanno visto dappertutto, proiezioni private, in televisione, allora RDC, alla televisione di un'altra televisione a Trapani, mi pare che era Scirocco. Telescirocco, ricordiamo che erano gli anni di Telescirocco e ad RTC. Arcamo.
abbiamo fatto delle proiezioni a Custonace, alle ville di Custonace, insomma è stato un bellissimo successo. Ma la vera cosa che devo dire è che nel 2010 ho incontrato il grande maestro Rosario Neri, che è venuto a cercarmi, ma già mi aveva prenotato prima e voleva fare qualcosa con me. Io, siccome ancora lavoravo, ci voleva poco ad andare in pensione, gli ho promesso, appena io vado in pensione ne riparliamo. Vado forse a ottobre del 18 in pensione. Ricordiamo a chi ci ascolta che il regista Rosario Neri è stato, diciamo, regista insieme a te di questo ultimo film. Anche io ho fatto pure qualcosa. Comunque lui in luglio del 18 mi chiama, mi domanda se sono in pensione, io ero già in pensione. Ma non solo, la vera bellissima cosa, mi ha detto: c'è un produttore che è interessato al tuo film, che vuole fare un sequel. Io mi sembrava che mi stava scherzando, invece dice: no, guarda, te lo passo. Allora mi ha presentato al grande maestro Maurizio Macellone, produttore dell'Orebea Production toscano, e ho capito subito che si trattava di una cosa seria. Io non ho fatto un salto perché altrimenti spuntavo il tetto. Certo, cioè, immagino. È una cosa bella, un'emozione bellissima, una cosa veramente che era il mio sogno da ragazzo. E avevo conosciuto diverse produzioni, avevo parlato delle mie cose, ho partecipato a tanti film come Zingarette, ho lavorato pure al Cefalonia, tanti produttori che chiedevo di potermi aiutare, ma nessuno mi sentiva, nessuno pensava niente di me. E grazie ora a Maurizio Macellone sono venuti a trovarmi, sono state una settimana a Custonaci, abbiamo girato dappertutto in location dove io avevo girato 4 Rogni a Malopasso per dare anche a loro una visione, certo, per poter vedere se questo film poteva andare bene. E mi hanno detto che volevamo fare un sequel, Colomba Legend, era un film ideato sulla mia storia, su di me stesso, e io ho consentito, disse va bene, perfetto, benissimo. E dimmi. Vito, nel cast tantissimi attori, io ho visto parte del film, il trailer, tantissimi attori, ma soprattutto anche attori professionisti. Sì, perché allora c'erano diversi attori romani e anche di fuori, anche di Palermo, eccetera, alcune magari l'ha fatto venire pure come Maurizio Bologna, era un grande amico di Rosario Neri, e diversi questi attori di romani, avevamo sentito questa storia di 4 Rogni a Malopasso, di questo Vito Colomba, fatto una cosa così amatoriale, e loro, c'era mia figlia che era messa in contatto con i telefoni, aveva lei diciamo, tutto quello che riguardava un po' la promozione dell'evento. Sì. E quindi hanno detto che volevano venire, insomma, e sono venuti. È stata per me una cosa bellissima, un sogno che avevo nel cassetto, una cosa. Un sogno che si è realizzato. Volevo fare veramente un film vero e proprio come già si è fatto, e il mio look era quello di far partecipare tutti i custonacesi, i miei paesani. Era il mio sogno e mi è riuscito. È un sogno ovviamente che si è avverato, e noi, che dire, il maestro Colomba è conosciutissimo anche in Italia, ha partecipato anche a diverse trasmissioni nazionali, rete nazionali, e per ultimo sei stato ospite di Marzullo e hai parlato proprio di Colomba Legend. Questo è bellissimo, è stato bellissimo. 5 critici, non me l'aspettavo. Un giorno mi dice Rosario: Vito, ci dobbiamo venire a vedere a Palermo perché c'è un'intervista tra Rai 1 e Marzullo. Andiamo, bellissimo. La notte non ho dormito, proprio la notte non ho dormito perché sono poi amante di andare in televisione a parlare, a spiegare certe cose. Certo. 5 critici ci hanno portato in cielo. Proprio una cosa bellissima, una cosa veramente. Sì, infatti è giusto ricordare a chi ci ascolta che il film Colomba Legend è stato recensito da tantissimi critici e la critica finora è stata più
che positiva. Questo ovviamente ci fa piacere per il maestro Vito Colomba, ci fa piacere perché il film è stato ambientato qui in questa stupenda location che è Custon City, come voi l'avete L'avevo battezzato. battezzato io Custon City, l'avevo battezzato io, perché tempo fa sono venute due persone di fuori che volevano fare un documentario sulla mia storia e l'abbiamo fatto. Poi le ho detto che abbiamo fatto qualcosa qui alle grotte e voglio che mettiamo Custon City perché è una mia fantasia, una mia... Ed è bellissimo. Ed è bellissimo. Carissimi amici, ringraziamo il maestro Vito Colomba. Vi ricordo che il film Colomba Legend sarà proiettato prossimamente, ve ne daremo notizia. Vi saluto, grazie per l'ascolto, grazie Vito. Io Vuoi dire saluto, qualcosa? saluto a tutte le persone che mi stanno vedendo, saluto a te Nino Barone che sei stato grandissimo, sei stato bravo, te ne sono grato, e ringrazio anche Maurizio Savona che oggi è stato presente in questo sketch che abbiamo fatto. Che ringrazio anche io. Ringrazio a tutti, e ringrazio anche quelle del padrone della grotta, del presepe Vende di Custonace, che ci ha ospitato sempre per le mie esigenze, I tuoi per la lavori, mia fantasia di fare qualcosa. Di nuovo ringrazio a te Nino Barone, auguri e ci vediamo Grazie a tutti, alla prossima proiezione. alla prossima. Non sappiamo quando. Grazie, Ciao ciao a tutti, tutti, ciao. ciao a tutti.